Ben ritrovati dalla redazione. Le elezioni comunali 2025 in Friuli Venezia Giulia prevedono il rinnovo degli organi di 4 comuni, tutti sciolti anticipatamente, 2 con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, Nimis e San Pier di Sonzo, e 2 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Monfalcone e Pordenone. Per questi ultimi è possibile il turno di ballottaggio se uno dei candidati alla carica di sindaco non dovesse ottenere almeno il 40% dei voti al primo turno. I comuni che hanno votato il 20 e il 21 settembre 2020 rinnoveranno invece i propri organi tra il 15 aprile e il 15 giugno 2026. La Giunta regionale ha disposto che le operazioni di votazione si svolgano oggi 13 aprile dalle 7 alle 22 e domani lunedì 14 aprile dalle 7 alle 22. Le operazioni di scrutinio sono rinviate a martedì 15 aprile alle ore 8. L'eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 27 aprile dalle ore 7 alle 23 e lunedì 28 aprile dalle 7 alle 15 con scrutinio a seguire. Cronaca: un'auto parcheggiata senza freno a mano in un'area in leggera pendenza si muove autonomamente e cade da un muretto alto circa 180 cm. È successo in via Madonnina del Fante a Gorizia. I vigili del fuoco hanno ricevuto una segnalazione. L'addetto alla sala operativa ha immediatamente inviato sul posto una squadra supportata dall'autogru. Giunti sul posto i vigili del fuoco, dopo essersi sincerati che il sinistro non avesse coinvolto persone, utilizzando l'autogru hanno sollevato il veicolo e l'hanno rimesso con le 4 ruote sulla strada. Sul posto, per quanto di competenza, la polizia locale. Torna a Trieste mercoledì 16 aprile la nave da crociera Costa Deliziosa con i suoi 2000 ospiti, dopo aver effettuato il giro del mondo lungo un itinerario tra 52 destinazioni visitate in 135 giorni. Lo riporta la testata online Adria Ports. Dopo oltre 4 mesi di navigazione, durante i quali sono stati toccati 4 continenti e 21 paesi, Costa Deliziosa terminerà il suo tour a Trieste, da dove era partita lo scorso 7 dicembre 2024. Intanto sono ancora aperte le prenotazioni per il Giro del Mondo 2026. Costa Deliziosa partirà il 21 novembre 2025 sempre da Trieste, 142 giorni durante i quali verranno esplorati 5 continenti alla scoperta dei passaggi del Sud America, delle isole del Pacifico, della Polinesia francese fino alla Nuova Caledonia, spingendosi sino a Tokyo e all'India. Lunedì riapre il cantiere per la riqualificazione della strada principale che attraversa la frazione di San Dolligo della Valle. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale al termine di un sopralluogo effettuato in questi giorni, precisando che nel contesto del cantiere saranno eseguiti anche i lavori per la posa di nuovi pali per la pubblica illuminazione di sostegno per i cavi dell'energia elettrica, completamento della complessiva riqualificazione della zona. Il meteo: cielo da nuvoloso coperto, oggi piogge sparse in genere deboli, più probabili in mattinata a partire da ovest sulla zona montana e alta pianura, poi a est dal pomeriggio, specie sul Carso e a Trieste. Quota neve superiore ai 2000 metri, soffierà vento moderato da sud sulla costa nelle ore centrali. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 7 e 10 gradi, sulla costa fra 11 e 13, le massime in pianura fra 16 e 19, sulla costa fra 16 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.